Comincia in questo momento la partita con le squadre schierate secondo le seguenti disposizioni. Dalla sinistra alla destra dei volti delle schermi gioca la Pisana Calcio 8 in completo nero, mentre dalla destra alla sinistra dei volti delle schermi gioca invece il CJ in casacca bianca. Ricordiamo che queste due squadre sono due delle grandi protagoniste di questa Lega Calcio 8, di questa Serie A della Lega Calcio 8 nelle prime giornate, con la Pisana che ha 3 vittorie e 2 sconfitte nelle prime 5 partite di campionato e il CJ che ha 10 punti con 2 vittorie, con 3 vittorie, scusate, un pareggio e una sconfitta, e che attualmente è seconda in classifica. Si comincia in questo momento con il primo pallone gestito proprio dalla Pisana, con Martinelli che gira subito per Casciotti, la palla verso Carnevali che forse viene colpito falosamente, anche se ovviamente vale la regola del vantaggio. Alla fine la Pisana riesce a conquistare una rimessa laterale sulla sinistra che verrà battuta in questo momento dal numero 4, vale a dire da Pace, con le mani verso il numero 9 che si accentra, viene a prendere il pallone nella tre quarti di campo, viene poi fermato dall'intervento del numero 8 Simone Starace. Lungo lancio ancora a cercare il numero 9 che viene fermato, poi tiro dalla distanza da parte del numero 11 Ricci, con la Pisana che prova subito a colpire. Un rimpallo favorisce ancora i giocatori ospiti, con Carnevali che smista verso un compagno. Ricci, vertice destro dell'area di rigore, scarica ancora verso Carnevali che deve scaricare o sulla destra o sulla sinistra, preferisce le vie centrali. 1 contro 1 di Carnevali, tiro respinta del portiere, prima conclusione di questa partita. Carnevali ha chiuso il triangolo con un compagno, poi concluso dal limite dell'area di rigore. Ora siamo dall'altra parte con il CJ che col numero 7 Codignoni cerca di penetrare, arriva alla fine il tiro dalla distanza da parte del numero 10, ovvero Starace, che però non riesce ad impensierire il portiere perché para a terra e blocca l'estremo difensore della Pisana, vale a dire Di Bernardo. Adesso rimessa laterale sempre per la squadra ospite con il numero 15, ovvero Martinelli, che gira verso Pace all'indietro da Di Bernardo. La Pisana gioca un grande calcio in questo avvio di gara. La Pisana appunto a fare la partita, del CJ a difendersi, a aspettare dietro la linea del pallone, ma anche a ripartire con gran velocità, come abbiamo visto qualche minuto fa con l'azione di Starace. Ancora Martinelli sulla destra, porta palla per vie centrali verso gli attaccanti con Ricci che davanti alla porta mette sul fondo, ma che opportunità per la Pisana. Ci sarà il rinvio da parte di Boni che con le mani decide subito di giocare lì per i compagni. È partita fortissimo la Pisana con 2 conclusioni, una di Carnevali, una di Ricci, e soprattutto però il numero 6 Tiziano Carnevali ad avere l'iniziativa in questi primissimi minuti. È lui il playmaker basso di questa squadra. Ora ancora il numero 9 della Pisana, vale a dire, attenzione a questa conclusione intanto dalla distanza con il pallone sul fondo, con la CJ che non riesce a pungere. Non certo pericoloso questo tentativo. Dicevamo era il numero 9 Meloni della Pisana a essersi accentrato e ad essere venuto a centrocampo per raccogliere il pallone. Ora Ricci in mezzo all'area ancora per Meloni, con il pallone che viene poi un po' svirgolato da Meloni. Arriva alla fine il contrasto di un difensore del CJ che mette la palla in calcio d'angolo dal vertice sinistro dell'area di rigore, quindi dal rettangolo difeso appunto da Leonardo Boni. Ci aveva provato Meloni senza fortuna, intanto qualche problema con la porta del circolo Stella Azzurra, visto che in questo momento Cardinali la sta chiudendo. Ora calcio d'angolo sulla sinistra e addirittura un traversone che non raggiunge nessuno, ma in sostanza attraversa l'intera area di rigore finendo sul fondo. Siamo giunti quindi al 6° minuto di gioco con Boni che ha la palla tra le mani. Ricordiamo siamo 0-0 tra la Pisana Calcio 8 e CJ qui alla Stella Azzurra, dove il CJ gioca in casa. Codignoli adesso avanza, conclusione dalla distanza, seconda parata a terra e facile per Di Bernardo. La Pisana sicuramente più attiva in questi primi minuti, fa la partita, 2 opportunità, una di Ricci e una di Carnevali. De Bernardo è stato chiamato 2 volte all'intervento, intervento non certo difficile, interventi bisognerebbe dire non certo difficili da parte dell'ex portiere del Checco dello Scapicollo, che a terra parato due palloni lenti centrali e non certo
pericolosi. Attenzione a Starace che scarica ancora verso un compagno, si trattava del numero 6 T6 che però viene fermato. Martinelli salta un avversario, salta un altro, poi in mezzo per Meloni che prova addirittura a girare col tacco, un assist in direzione del numero 8 che però non è arrivato sulla sfera. Ammassari va però a recuperare il pallone muovendosi dall'attacco alla difesa, scarica l'indietro verso il portiere De Bernardo che poi apre sulla destra, quindi sulla sinistra. Il colpo di testa del CJ che prova ad inserirsi e a bloccare questa azione della Pisana. Ci aveva provato Giancarlo Daniele che però col colpo di testa è andato a commettere fallo perché ha sovrastato fisicamente, andando quindi a spingere appunto Ammassari. Adesso calcio di punizione a centrocampo con Carnevali, allarga sulla sinistra, l'arbitro dice che però si deve ribattere perché non aveva fischiato. Ancora sul pallone il numero 6 e playmaker basso della Pisana Carnevali, uno dei giocatori più importanti per la formazione di Di Pasquale. Allarga ancora verso Martinelli che se ne va in mezzo a cercare l'inserimento di Meloni che però viene anticipato subito dall'altra parte col contropiede. Carnevali buca l'intervento, attenzione alla conclusione di T6, forse deviata, sì deviata, calcio d'angolo sulla destra per il CJ che prova a mettere la testa fuori da questo assedio della Pisana che sta per in questo momento e per i primi minuti sicuramente meritando un vantaggio che comunque ancora non arriva. Ora il calcio d'angolo sul primo palo rasoterra, un rimpallo ancora, il CJ, arriva questo gol straordinario da parte della squadra di casa, 1-0 del CJ all'8° minuto di gioco, la sblocca improvvisamente. Quindi 1-0 per il CJ, un 1-0 improvviso qui alla Stella Azzurra, grazie ad un gol straordinario da parte di Starace, da parte del numero 8 Simone Starace, che col sinistro è andato a mettere la palla sotto al 7, lì dove De Bernardo non poteva assolutamente pararla. Quindi colpita a freddo la Pisana che stava meritando nei primi minuti, non diciamo il vantaggio, ma comunque la palma di migliore squadra in campo. Poi attenzione a questo cross di Carnevali verso l'inserimento di Martinelli che però è andato a probabilmente commettere ostruzione sul portiere. Infatti l'arbitro fischia un fallo per il CJ ed un calcio di punizione per la squadra di casa con Leonardo Boni alla battuta. Lungo rinvio della portiere del CJ con però il numero 4 della Pisana, ovvero Pace, che fa buona guardia sulla sinistra, lascia scorrere la sfera sul fondo con le mani, ancora verso Ricci in mezzo a due, perde la palla, l'arbitro però fischia, c'è stato una sandwich di due giocatori del CJ sullo stesso Ricci. Calcio di punizione per gli uomini in nero, uomini di Pasquale che vengono da una vittoria sofferta contro il COD nell'ultima giornata in casa. Il COD 2-7-2 che era in vantaggio fino a pochi minuti dalla fine, ha poi visto la Pisana rimontare e vincere per 2-1 con una serie di polemiche nei confronti del direttore di gara e rivolta al direttore di gara. Il CJ invece ha conosciuto la prima sconfitta dopo un inizio di campionato scoppiettante che l'aveva vista in pratica per 4 giornate in testa alla classifica. Adesso una serie di proteste del CJ con Regis che inveisce contro il guardalinea reo di non aver visto un fallo laterale che avrebbe dovuto essere assegnato a suo avviso alla propria squadra e non agli avversari. Ora ancora Starace cerca di lottare, poi è T6 che apre per Regis che deve rallentare, preferisce dare la palla ancora a Starace che viene però contrastato dalla grande fisicità di Carnevali. Il CJ ne esce, allarga sulla destra, attenzione a questa percussione, conclusione, palla sul fondo, grande opportunità per il numero 14 Giancarlo. Rimetterà in campo il pallone De Bernardo, ancora una volta sotto pressione il portiere ex Checco dello Scapicollo perché ha dovuto fare buona guardia su questo tiro dalla distanza di Giancarlo che è finito sul fondo. CJ che prova adesso a legittimare il vantaggio raggiunto qualche minuto fa sullo splendido gol di Simone Starace. Pace avanza, supera la linea di centrocampo,
serve ancora Carnevali, largo sulla sinistra, prova a mettere in mezzo, dove però trova solamente maglie bianche con Regis che avanza 3/4 campo, conclusione ancora deviazione del portiere della Pisana e calcio d'angolo sulla sinistra. Attenzione a questo calcio d'angolo con Regis che non riesce però a controllare, poi ancora Simone Starace dalla distanza, è l'ennesimo intervento di De Bernardo in questi primi minuti. Un'altra deviazione del portiere De Bernardo su un tiro dalla distanza del CJ, calcio d'angolo sulla destra per la squadra in bianco, con questo cross sul primo palo col colpo di testa di un giocatore della Pisana che mette in calcio d'angolo, dando comunque la possibilità di un altro corner agli avversari. Ancora palla sul primo palo con Regis che viene incontro a questa sfera calciata da Tisei. Regis vicino alla bandierina del calcio d'angolo deve difendersi dall'assalto di Ammassari, poi si porta vicino alla linea di fondo, alla fine finisce per guadagnare una rimessa laterale che verrà battuta in questo momento in zona offensiva dalla CJ con Tisei con le mani verso ancora Giancarlo, palla sul sinistro, poi ancora per Tisei, attenzione a Codignoli che poteva ricevere dal vertice destro dell'area di rigore, è stato anticipato, poi ancora la palla in mezzo, grande tiro di Regis e risposta ancora più grande di De Bernardo. Rimessa laterale sulla destra per il CJ che a questo punto, possiamo dire, dopo questi minuti sta legittimando assolutamente il vantaggio raggiunto qualche minuto fa. Una serie di parate miracolose in alcune situazioni di De Bernardo, scusate, hanno impedito alla Pisana di andare ad aumentare questo score negativo per la squadra del Cirieci, perché la Pisana sta perdendo per 1-0, gol siglato da Simone Starace al 9° minuto, un grande gol tra l'altro, un tiro sotto al 7. Adesso i giocatori in nero dovranno cercare di reagire. Fino adesso il migliore in campo è sicuramente De Bernardo, il loro estremo difensore. Con una serie di miracoli ha impedito il tracollo della squadra del presidente Di Pasquale. Ancora De Bernardo, lungo lancio con i piedi verso Meloni che prova questo 1 contro 1 di forza, spalla a spalla contro il difensore e alla fine il centroavanti degli ospiti a commettere fallo sul proprio marcatore, quindi calcio di punizione per il CJ. Simone Starace batte questo calcio di punizione, allarga verso un compagno, attenzione al pressing alto degli attaccanti della Pisana con Codignoli che però riesce ad uscirne, scarica verso un compagno, prova addirittura la conclusione, ci pensa, poi ripensa invece a quello che avrebbe potuto fare, pensa ad un passaggio che ha sbagliato, contropiede di Carnevali, fermato, contropiede ora dall'altra parte, 3 contro 3 con Starace che viene messo giù, fallo, calcio di punizione e anche cartellino giallo per il numero 5 della Pisana. Di Gioacchino, primo ammonito di questa partita, primo ammonito è anche della Pisana, quindi scusate, la seconda ammonizione, perché c'è stata una prima ammonizione in questa partita, la prima è stata a carico di Regis, quindi Lorenzo Regis del CJ, una per il CJ, una per la Pisana. Adesso c'è un calcio di punizione ancora con Simone Starace dalla battuta, ha già fischiato l'arbitro, vediamo se parte la squadra in bianco, tentenna, poi attenzione, è uno schema, l'arbitro però ferma questo tentativo irregolare di battere un calcio di punizione, perché ovviamente secondo il direttore di gara la battuta è arrivata troppo tardi rispetto al fischio dello stesso arbitro. C'è stata probabilmente un'incomprensione tra i due arbitri, con uno dei due che aveva fischiato. Ancora calcio di punizione per il CJ, 4 uomini della Pisana in barriera. Attendiamo il fischio, stavolta speriamo corretto, dell'arbitro. Il direttore di gara lo fa in questo momento, conclusione rimpallata, poi ancora Codignoli dalla distanza, palla alta sulla traversa, rimette in campo De Bernardo con le mani verso Meloni che viene anticipato, poi la CJ con Tisei cerca di
condurre questo contropiede che viene subito fermato. Carnevali, grande gioco di gambe contro il marcatore, si porta la sfera sul sinistro, cerca Ricci sulla stessa fascia, alla fine però arriva un fischio dell'arbitro che ferma la partita perché Carnevali è stato secondo lui colpito da un intervento falloso. Martinelli con la palla in mezzo a cercare ancora i giocatori, gli attaccanti della Pisana, che però non sono riusciti ad arrivare su questo pallone. Attivissimo comunque sulla fascia destra il difensore numero 15 Martinelli, con le mani Di Gioacchino, c'è ancora Martinelli largo sulla destra, si preferisce invece tentennare un po' con Di Gioacchino che alla fine serve Martinelli, ancora fraseggio per Di Gioacchino che allarga sulla sinistra, attenzione a questo traversone basso a cercare Massari dall'altra parte sulla destra, che però è stato anticipato all'intervento di Alessio Starace che ha anche rinviato questa sfera. Ancora Martinelli per De Bernardo verso Di Gioacchino che poi lascia scorrere per Pace sulla sinistra, ancora Di Gioacchino, scende Cardinali ad andare a prendersi la pallone, il playmaker della Pisana, verso ancora il numero 8 Ricci che viene fermato fallosamente, il numero 8 è Massari. Ora attenzione a questo cross in mezzo ancora per Ricci con Massari che lotta su questo pallone, alla fine Massari tira e arriva un vero e proprio miracolo da parte di Boni, calcio d'angolo sulla destra. Un miracolo di Leonardo Boni su un tiro dalla distanza della Pisana. Calcio d'angolo sulla destra, attenzione alla pallone che forse viene... Attenzione perché c'è il contropiede dall'altra parte con Regis che davanti alla porta col piattone manda sul fondo. Che opportunità per il CJ. Stavamo dicendo che forse il pallone del calcio d'angolo era stato probabilmente tolto dai piedi di Cardinali, che era stato anticipato da uno stesso compagno che col colpo di testa aveva appunto tolto la possibilità a Cardinali di concludere. Adesso c'è un fallo ancora a centrocampo subito da Martinelli, ma qualche secondo fa Regis avrebbe potuto portare il CJ sul 2-0, ha mancato il tap-in vincente davanti alla porta. CJ che ancora manovra con Starace che viene prestato da Massari, Starace torna indietro dal fratello, poi allarga ancora verso un compagno, alla fine Ricci riesce a portargli via il possesso anche se non ottiene il fallo laterale che invece è ancora per il CJ. Giancarlo verso Codignoli, fallo, calcio di punizione e terza munizione della partita, stavolta se la becca il numero 11 Ricci. Qualche discussione in mezzo al campo tra i giocatori della Pisana e quelli del CJ. Terza munizione di questa partita, seconda per la Pisana, è toccato stavolta a Rossi dopo Di Gioacchino. Dall'altra parte per il CJ una munizione, quella di Regis. Intanto siamo giunti al 20° minuto, mancano 5 primi alla fine di questo primo tempo con un time out che viene chiamato in questo momento. Si riparte dopo il time out quando mancano 5 minuti alla fine di questo primo tempo. Siamo 1-0 per il CJ, gol siglato dopo 10 minuti da Simone Starace che sta permettendo ai padroni di casa di condurre questa partita. Attenzione, ancora un calcio di punizione, ancora una parata da parte di De Bernardo sempre su Starace. Ora possesso per la Pisana che allarga verso Martinelli, ancora De Bernardo, lungo lancio con Meloni che gioca di sponda in direzione di Ammassari che salta un avversario, salta anche un secondo, poi Codignoli commette fallo, l'arbitro fischia calcio di punizione per la Pisana con Carnevali che arriva subito sulla sfera. Quattro maglie addirittura nere sul pallone, vedremo chi sarà a calciare, così come 4 maglie bianche in barriera per il CJ. Ammassari e Cardinali sul pallone, c'è anche Meloni, si sposta adesso Ammassari, Cardinali e Meloni rimangono sulla sfera con 3 uomini del CJ in barriera. Fischia l'arbitro, se ne va Meloni, è uno schema con Cardinali che allarga per Martinelli, tiro, poi la palla rimane lì, ancora Meloni, ancora un tiro, ancora un rimpallo. Adesso la palla sulla sinistra con il CJ che la recupera.
Vediamo un fischio però da parte dell'arbitro. C'è stato un fallo, secondo il direttore di gara, un fallo di Pace sulla ripartenza del CJ e quindi calcio di punizione per i padroni di casa. Calcio di punizione che viene battuto in questo momento da Starace, l'autore del gol, con questo tiro addirittura che provava a trovare De Bernardo fuori dai pali, che finisce sul fondo. 22esimo minuto, 3 alla fine di questo primo tempo, siamo 1-0 per il CJ. Tenta una reazione la Pisana di Gioacchino, palla in mezzo troppo lunga sia per Cardinali, che si era per la prima volta inserito, sia per il numero 9 Meloni. Ora Giancarlo perde la palla, la recupera ancora Meloni che la difende contro Codignoli, scarica ancora verso il numero 6 Cardinali, ancora una palla in mezzo, forse c'è una deviazione, esattamente questa la decisione dell'arbitro. Calcio d'angolo sulla sinistra con intanto Codignoli che è rimasto a terra. Il calcio d'angolo verrà battuto tra qualche istante da Carnevali, scusate. Carnevali, palla sul secondo palo e Regis la toglie dalla testa di Martinelli. Calcio d'angolo sulla destra. Calcio d'angolo che verrà battuto dalla Pisana sul primo palo. Ancora buona guardia della difesa in bianco. Pace riceve da Martinelli, allarga per Di Gioacchino, c'è ancora Carnevali in mezzo al campo pronto a ricevere. Di Gioacchino allarga per Martinelli, si sovrappone sulla sinistra Ricci che però non viene visto. Si ricomincia ancora da Pace, quindi largo in direzione del numero 8 a Massari. Poi Di Gioacchino, pressato alto stavolta da Regis. Di Gioacchino deve ricominciare ancora da Carnevali che è arretrato fino in difesa per far cominciare questa azione offensiva. Il lancio in direzione del numero 11 della Pisana Ricci che tentava di giocare di sponda ma è stato scavalcato da questa sfera. Ora subito dall'altra parte con Tisei che allarga, Regis che probabilmente toglie dai piedi di un suo compagno un pallone invitante di Tisei. Carnevali col ginocchio addirittura a servire un assist per Ricci che però sbaglia il passaggio, verticalizzazione che non trova Meloni. Subito dall'altra parte con Starace che vince un rimpallo, deve scaricare ancora verso Giancarlo che ha un po' di difficoltà a difendersi dal pressing degli attaccanti della Pisana. Ancora altissima la squadra in nero che alla fine recupera palla. Carnevali, tre quarti campo, Carnevali, palla sul destro, salta un avversario, prova la conclusione, rimpallata, una doppia deviazione, alla fine la palla è di Boni che la recupera con le mani e la branca in presa. Tisei a centrocampo, salta un avversario, salta un secondo, se ne va da solo Tisei, prova il tiro alto sulla traversa. Siamo agli sgoccioli di questo primo tempo e a tempo regolamentare dovrebbe essere finito in questo momento. Attendiamo l'indicazione dell'arbitro relativamente ai minuti di recupero, forse non dovrebbero nemmeno esserci. Tisei in mezzo a tre giocatori che alla fine gli levano la palla, con Carnevali per Ricci che prova a saltare un uomo a centrocampo. Ricci lotta con un difensore del CJ che alla fine in è scivolato, addirittura gli toglie il possesso. Grande take il difensivo del numero 23 Princigalli. Carnevali fronteggia Codignoli, scarica sulla destra verso Martinelli, fallo laterale per il CJ che ha l'opportunità di giocare probabilmente quella che sarà l'ultima azione di questo primo tempo. Sulla sinistra Starace fronteggia Massari che commette fallo. Calcio di punizione da posizione avanzata anche se defilata sulla sinistra, con Tisei e il numero 8 Starace che si avvicinano sulla sfera. Starace, un solo uomo in barriera, si tratta di Ammassari. Si attende il fischio dell'arbitro, 4 maglie, anzi 5 maglie nere all'interno dell'area di rigore, quelle della Pisana, 4 quelle del CJ. Fischia l'arbitro. Parte Starace, un tiro in porta, deviazione di testa di Martinelli e calcio d'angolo sulla sinistra. Calcio d'angolo che verrà battuto da Tisei.
uno dei veterani di questa squadra. T6 col destro fuori proprio per Starace che controlla, si alza la palla, tira, non certo pericolosa la sua conclusione. De Bernardo, forse l'ultima azione con le mani addirittura da Meloni che combatte su questa sfera, commette fallo di mano però l'attaccante centrale della Pisana e quindi ci sarà un calcio di punizione per il CJ. T6 col destro allarga in direzione di un compagno, si tratta di Princigalli, ancora per T6, quindi Codignoli, triangolo che non si chiude, poi Regis per recuperare la palla, ancora Codignoli, rimpallo che viene vinto dalla numero 7, ma c'è anche un fallo da parte dello stesso giocatore del CJ. Ora subito dall'altra parte con Ammassari che ne salta due, Ammassari salta anche un altro giocatore, alla fine viene messo per terra da un intervento difensivo considerato falloso da parte dell'arbitro. Calcio di punizione, forse uno degli ultimi momenti di questo primo tempo, calcio di punizione a pochi centimetri dal lato corto dell'area di rigore sulla destra della porta difesa da Leonardo Boni. Tre uomini in barriera per il CJ con Carnevali e Ammassari sulla sfera, si allontana Meloni, potrebbe esserci comunque anche uno schema per la Pisana. Attendiamo il fischio dell'arbitro, potrebbe essere Ammassari a calciare. Infatti tocco proprio per Ammassari, palla però sul fondo, niente da fare per la Pisana. Forse l'ultima occasione di questo primo tempo è stata sprecata per la squadra in nero. Boni rimetterà in campo la sfera con le mani a cercare T6 di testa verso Codignoli, quindi Giancarlo, ancora Codignoli, c'è forse un errore qui da parte della Pisana in marcatura che concede ancora il tiro a Starace, traversa quasi incrocio dei pali e questa l'ultima occasione del primo tempo, finisce qui 1-0 per il CJ che ci regala un brivido proprio allo scadere. Si ricomincia in questo secondo tempo con le squadre schierate a parti invertite. Dalla sinistra alla destra dei vostri delle schermi gioca il CJ in completo bianco. Dalla destra alla sinistra dei vostri delle schermi gioca invece la Pisana Calcio 8 in casacca nera. Ricordiamo che alla fine del primo tempo il risultato è 1-0 per il CJ grazie al gol di Simone Starace, un gol bellissimo col sinistro sotto al 7 al 10° minuto, che ha sbloccato una partita che all'inizio era stata giocata meglio dalla Pisana, ma che poi ha visto il CJ crescere di intensità, di ritmo e soprattutto creare tantissime occasioni. Attenzione a Codignoli che ruba la palla davanti alla porta, Codignoli fa fuori il portiere e fa siglare il 2-0 in apertura di secondo tempo. Il CJ raddoppia e adesso partita in salita per la Pisana. Stavamo appunto dicendo prima che la Pisana perdesse palla, regalasse l'opportunità a Codignoli di andare a siglare il 2-0, che proprio il CJ nel corso del primo tempo, dopo essere passato in vantaggio, aveva legittimato questo risultato con tantissimi tiri in porta che erano però stati respinti da il fenomenale De Bernardo. De Bernardo che però non ha potuto nulla su questo tiro di Codignoli, che proprio davanti alla porta si è presentato solo, indisturbato, ha fatto fuori il portiere e poi con un comodo piattone ha raddoppiato una volta esserselo smarcato. Adesso sulla destra avanza ancora la Pisana, la palla in mezzo in direzione di Ricci che viene però anticipato all'intervento in difesa di Princigalli, anzi di Starace, scusate. Ancora sulla destra la Pisana con Ricci che può mettere la palla in mezzo e davanti alla linea di porta. Clamoroso errore. Clamoroso errore davanti alla porta di Andrea Cesaro, che ha mancato il tapin vincente dopo una cross dalla destra di Ricci che aveva saltato un avversario. Col destro aveva messo in mezzo forte una palla rasoterra che però non è stata sfruttata dalla neoentrato Andrea Cesaro, che però si è fatto subito vedere una volta essere appunto entrato sul terreno di gioco. Secondo tempo che è cominciato alla grande, siamo 2-0 per il CJ, ma la partita è quanto più viva non si può.
con Carnevali che adesso allarga sulla sinistra in direzione della numero 5 che prova questa conclusione, poi davanti alla porta Ricci, grande parata del portiere Boni e poi calcio d'angolo sulla sinistra. Calcio d'angolo che verrà battuto in questo momento dalla Pisana con Cesaro, secondo palo a cercare la conclusione un po' svirgolata, poi il colpo di testa davanti alla porta e il gol di Ricci che va ad accorciare 2-1, il gol forse è di Ricci, forse è del numero 14 Scerrati, fatto sta che siamo 2-1. 2-1 quando sono passati solamente 4 minuti dall'inizio di questo secondo tempo. Prima Codignoli che si è presentato davanti alla porta e ha segnato il pareggio, poi questo tiro di Scerrati, forse deviato, forse no, davanti alla porta da Ricci di testa che si è comunque infilato in rete beffando il portiere Boni che proprio qualche secondo prima si era reso autore di una parata miracolosa. Ora ancora in mezzo verso Cesaro col sinistro, prova a sparare dalla distanza, palla alta sulla traversa. Cesaro, così come Scerrati, il numero 10 piccolo, sono i neoentrati della Pisana in questo secondo tempo. Hanno fatto le spese di questi cambi Carnevali, Meloni e il numero 8 Ammassari. Adesso palla ancora recuperata da Gioacchino con Cesaro che prova a girare per l'inserimento da parte del numero 14 Scerrati, poi la palla capita sui piedi di Piccolo che allarga sulla sinistra in direzione del numero 5 che mette ancora una palla in mezzo, attenzione a Cesaro che viene anticipato dall'intervento di Starace, ma è tutta un'altra Pisana che si è svegliata dopo aver subito il secondo gol, grazie anche all'entrata in campo dei nuovi entrati, quindi di attenzione ancora a un errore della difesa della CJ che stava per regalare un comodo Davin vincente sotto porta a Cesaro. Si salva in qualche modo Boni che rinvia, rimessa laterale sulla sinistra, anzi sulla destra, scusate, per la Pisana con il numero 10 ancora Piccolo che la mette in mezzo in direzione di Cesaro che reclama un calcio di punizione. L'arbitro non è di questo avviso. Tutto regolare per il direttore di gara con il contropiede dall'altra parte dei giocatori in bianco che vanno a perdere però il possesso perché il direttore di gara non assegna nemmeno una rimessa laterale che sarà invece per la Pisana già battuta con Di Gioacchino a centrocampo in mezzo a 4, deve girarsi e aspettare a rimorchio Piccolo, avanza da Piccolo Trotto il numero 10, c'è Cesaro sulla destra che non viene visto, viene visto invece il numero 14 Scerrati che prova appunto a servire Scerrato, anticipato, possesso ancora però per la Pisana, in mezzo Cesaro colpo di testa, la gira verso Scerrati col tacco per Di Gioacchino, Scerrati non presta il CJ, poi conclusione dalla distanza ancora di Scerrati sul fondo, ma la Pisana c'è e dimostra di voler recuperare questa partita che la vede sotto di 2-1 con il CJ, ma che la vede anche per il momento giocare meglio in questo secondo tempo, nonostante bisogna ricordare che appunto la ripresa si era aperta con il gol di Codignoli, il secondo del CJ, e con quindi il raddoppio da parte della squadra di casa che più che mai è a questo punto la favorita considerando il risultato, ma che dall'altra parte deve stare anche attenta alle scorribande della Pisana. Attenzione a Cesaro che si gira col destro, conclusione deviata sul fondo, corner sulla sinistra. Calcio d'angolo sulla sinistra che viene battuto in questo momento, palla bassa sul secondo palo dove però non c'è nessuno, solo maglie bianche con Regis che cerca di impostare questo contropiede, perde la sfera, la recupera Piccolo, ancora verso un compagno col colpo di tacco addirittura in direzione dell'inserimento di Ricci che però non arriva su questo suggerimento. Ora è entrato in campo per la Pisana anche il numero 13 Pagliuca. Ricci 1-2 con Martinelli, il passaggio di ritorno del numero 15 però è troppo lungo, il triangolo non si chiude e quindi rimessa laterale per il CJ con le mani in direzione di Mancinelli che viene però anticipato. Tante opportunità in questo inizio di ripresa per la Pisana, così come tante opportunità per il CJ durante il corso del primo tempo. Il risultato è 2-1 per la squadra di casa, con le squadre che ormai hanno raggiunto il 9° minuto di gioco in questo secondo tempo
e con soprattutto entrambe che hanno segnato, il CJ il gol del 2-0 e la Pisana il gol del 2-1, alla fine rispettivamente e all'inizio dei loro momenti di forma. Attenzione, ancora un tiro dalla distanza, ancora una conclusione sul fondo. Questa partita ha fatto vedere come le squadre di CJ e Pisana abbiano in pratica legittimato, dopo aver segnato il gol, col gioco il risultato ottenuto, perché la Pisana ha cominciato a giocare bene dopo aver segnato il gol e il CJ, ricordiamo, nel primo tempo cominciò a giocare bene proprio dopo aver segnato il primo gol. Attenzione a Regis che la gira per il numero 14 che scarica sulla destra, ancora a cercare l'inserimento di Princigali che prova una percussione proprio su quella fascia, viene messo giù. Ci sarà un calcio di punizione da posizione molto decentrata, ma con una buona possibilità comunque di mettere in mezzo la sfera. Fa il suo ritorno sul campo Starace e esce, anzi scusate, T6 fa il ritorno in campo, esce Codignoli, l'autore del secondo gol. Calcio di punizione sulla destra, con la sinistra dovrebbe battere Princigali con 2 uomini in barriera. Fischia l'arbitro in questo momento. Parte Princigalli con la sinistro, palla che attraversa tutta l'area di rigore, termina sul fondo, nessun pericolo per De Bernardo che va a rimettere in campo la sfera con le mani. 10° minuto, 2-1 per il CJ, partita vivissima. Lungo lancio ancora di Piccolo in direzione degli attaccanti con Ricci che viene anticipato all'uscita del portiere. Attenzione adesso a questo triangolo tra T6 e Mancinelli sulla destra che però viene fermato. Quindi Scerrati sulla sinistra allarga verso Pagliuca, 1 contro 1. Pagliuca con la sinistra, palla sull'esterno della rete contro il marcatore. Tiro fuori, ma è ancora Pisana qui alla Stella Azzurra. Parte ancora il CJ con il numero 14 Giancarlo che però ha qualche difficoltà, poi Princigalli sfida un avversario tutto solo, va forse a commettere fallo secondo l'arbitro, esattamente questa è la decisione del direttore di gara. Ha commesso fallo su Scerrati che adesso avrà l'opportunità di battere questo calcio di punizione. Scerrati dal calcio piazzato, tante maglie nere in mezzo all'area, infatti un cross, attenzione a questa uscita da parte di Boni che va ad anticipare il numero 15 Martinelli che poi si trova la palla lì, rovesciata in mezzo per il numero 13 Pagliuca che spara addosso a Boni, calcio d'angolo sulla sinistra, ancora corner in mezzo e Boni per l'ennesima volta va a salvare il risultato. Ma che partita dei due portieri, da una parte De Bernardo, dall'altra Leonardo Boni che stanno giocando benissimo. Ora tiro dalla distanza di Piccolo sul fondo, è un assedio Pisana in questi ultimi minuti con il CJ che cerca di difendersi e ripartire in contropiede. Attenzione alla velocità degli esterni del CJ, da Princigalli a Starace a Mancinelli. Boni con le mani verso le zone di Princigali che viene però anticipato all'intervento dalla difesa della Pisana, poi Ricci salta un avversario, salta un secondo, Scerrati allarga sulla destra verso Piccolo, la palla è troppo lunga per lui, è troppo lunga anche per Cesaro, con le mani T6 all'indietro per Giancarlo, attenzione alla pressing da parte di Pagliuca che forse commette fallo e infatti questa la decisione dell'arbitro, fallo del numero 13 su appunto Giancarlo che adesso gestisce questo pallone. Princigali viene messo giù ancora una volta, vediamo qual è la decisione dell'arbitro, solamente un calcio di punizione, nessun provvedimento disciplinare. Calcio di punizione per il CJ con Starace, il tiro rasoterra viene spazzato da Di Gioacchino. Ci sarà una rimessa laterale sulla destra per
il CJ. Regis viene anticipato, attenzione a questo tentativo di contropiede della Pisana con Piccolo che gestisce la ripartenza, largo verso Ricci, ancora passaggio di ritorno per Piccolo, Scerrati, Piccolo, pressing altissimo del CJ, poi una pallonata di Gioacchino addosso a Tisei, la palla è sempre però della Pisana con Pagliuca all'indietro verso De Bernardo che allarga adesso sulla destra con Martinelli che preferisce le vie centrali di Gioacchino, fa un po' d'ordine, Piccolo di prima col destro a cercare gli attaccanti, questa palla però scavalca tutti, compreso Cesaro, e finisce nelle mani di Boni, nelle mani sicure di Boni. Ora avanza sulla sinistra il CJ con Mancinelli che va però ad essere fermato dall'intervento ancora dei giocatori della Pisana con Pagliuca che prova un tiro rimpallato, Princigalli in mezzo a tre, rischia sul pressing degli attaccanti della Pisana che provano a recuperare la sfera, attenzione a Cesaro, conclusione, palla sul fondo, che opportunità per la Pisana. Ha rischiato tantissimo Princigalli in mezzo a 4 giocatori della Pisana che infatti gli hanno levato la sfera, hanno concluso il numero 7 Cesaro sul fondo, ma che opportunità per la Pisana Calciotto qui alla Stella Azzurra. Siamo intanto dall'altra parte con Mancinelli che viene però fermato, mentre intanto siamo giunti al 15° minuto, a 10 dalla fine di questa ripresa, di questa quindi partita. Siamo 2-1 per il CJ che è passato in vantaggio nel primo tempo con Simone Starace che ha raddoppiato al primo minuto di gioco del secondo tempo con Codignoli. Pisana che è tornata sotto grazie alla gola di Scerrati, anche se forse l'ultima deviazione è stata di Ricci di testa. Ora rimessa laterale sulla destra per ancora la Pisana con Di Gioacchino che la mette in mezzo in direzione di Pagliuca che viene anticipato. Princigalli guida la ripartenza, Princigalli si accentra con la sinistra, una doppia deviazione poteva favorire addirittura dall'altra parte Mancinelli, ma l'intervento di De Bernardo ha scacciato tutti i pericoli che stavano per insidiare la porta appunto della Pisana Calciotto. Pisana che adesso guadagna questo calcio di punizione nella propria metà campo con Piccolo che allarga per Martinelli. Ancora Piccolo in mezzo al campo, di prima intenzione verso Ricci che cercava di chiudere il triangolo proprio con il suo numero 10. Non si sono compresi i due, ma da quella posizione avrebbe potuto anche stoppare e girarsi Ricci. Ha preferito un passaggio sfortunato. Ora tiro dalla distanza e arriva l'Eurogol, il secondo in questa partita di Scerrati. Neo entrato, 2 gol per Scerrati, è lui l'uomo del match, 2 pari qui alla Stella Azzurra. Intanto time out quando siamo sul 2 pari a 8 minuti dalla fine. Si riparte per questi ultimi 8 minuti dopo il time out chiamato dalla panchina del CJ. Il vantaggio per 2-0 raggiunto, 2 pari qui alla Stella Azzurra con la Pisana Calciotto che nel secondo tempo ha veramente giocato una partita straordinaria. E dire che il secondo tempo era cominciato con un gol di Codignoli che avrebbe potuto condannare definitivamente gli uomini in nero. Non hanno mollato quelli di Di Pasquale e adesso sono 2 pari con 2 gol di Scerrati, entrambi dalla distanza. Il Neo entrato che ha fatto la differenza. Attenzione a Pagliuca, tiro rimpallato, Princigalli. Ora c'è un contropiede, ma sono 3 contro 6, netta inferiorità numerica quelli della CJ che cercano però comunque di continuare nell'azione. Alla fine Princigalli perde la palla, va addirittura faccia a faccia con l'arbitro, poi Regis dall'altra parte scarica verso il numero 8 che conclude sul fondo. Attenzione perché momento di grandi proteste qui alla Stella Azzurra, prima con Princigalli faccia a faccia con l'arbitro, poi con Starace, l'autore del tiro che tra l'altro è andato sul fondo, che reclama un intervento in scivolata addirittura di mano di un difensore della Pisana e quindi un calcio di rigore. Nessuna delle due decisioni prese dall'arbitro. Calcio d'angolo sulla destra per il CJ. Fischia in questo momento l'arbitro, c'è Princigalli, ancora lui con la sinistro, raso terra sul primo palo, mette fuori il numero 10 Piccolo, ancora corner, stavolta sul secondo palo, alto, vediamo, fischia l'arbitro, qual è la decisione? Forse un fallo di mano, vediamo.
Momenti concitati qui alla Stella Azzurra, vediamo che cosa succede. I giocatori del CJ reclamano un fallo di mano di Di Gioacchino. Vediamo. È calcio di rigore, ma non viene preso nessun tipo di provvedimento disciplinare contro il numero 5 Di Gioacchino. Calcio di rigore per il CJ per fallo di mano di Di Gioacchino, ma il numero 5 rimane in campo. Dal dischetto andrà verosimilmente Princigalli. Gli arbitri ancora discutono sull'eventuale sanzione da poter applicare a Di Gioacchino. Nessuna, né giallo né rosso, solo calcio di rigore per il CJ. Princigalli davanti a De Bernardo. De Bernardo ancora chiamato al miracolo. Fischia l'arbitro. Parte Princigalli contro De Bernardo, spiazza il portiere e riporta il CJ in vantaggio 3-2 per i padroni di casa. Si riparte da centrocampo per questi ultimi 5 minuti di gioco. Ricordiamo, il risultato è 3-2 per il CJ e la Stella Azzurra. CJ 2 volte in vantaggio, 2 volte raggiunto, poi ancora in vantaggio. Proprio qualche secondo fa il gol del 3-2 siglato da Princigalli su calcio di rigore. Con questa vittoria il CJ si riapproprierebbe della prima posizione in classifica. Dall'altra parte per la Pisana sarebbe la terza sconfitta in 6 partite, 3 vittorie e 3 sconfitte, ovviamente in caso di questo risultato in questa partita, ma non è finita, ricordiamo, mancano 5 minuti e la Pisana è in avanti con Piccolo, poi ancora Di Gioacchino. Princigalli recupera Codignoli, Di Gioacchino a centrocampo fa buona guardia, poi il disimpegno è sbagliato, Regis, in mezzo c'è Princigalli davanti alla porta, Princigalli, palla sul fondo, forse l'ha toccata De Bernardo, che opportunità per il CJ. Ennesimo miracolo di De Bernardo in questa partita, che ha deviato il pallone impedendo a Princigalli di andare a chiudere la gara. Calcio d'angolo sulla sinistra, ancora Princigalli sul secondo palo, non ci arriva Giancarlo, troppo lunga anche per il numero 14. Si riparte da una rimessa laterale quando mancano poco più di 3 minuti alla fine di questo match. La rimessa però è per il CJ, con le mani a cercare Regis. Regis non riesce a mantenere questa sfera in campo. Ci sarà un rinvio di De Bernardo, sicuramente il migliore tra i suoi. Ora verticalizzazione, niente da fare perché la palla è troppo corta per gli attaccanti con Cesaro che non ci arriva. Dall'altra parte il CJ con Princigalli che prova a mettere in mezzo, colpo di testa alto sulla traversa. Ancora i bianchi sono lì davanti alla porta di De Bernardo a cercare di chiudere definitivamente questa partita. Piccolo apre sulla sinistra verso Pagliuca che toglie la palla anche a Cesaro. Pagliuca tira, deviazione, calcio d'angolo sulla sinistra. Ancora grande spettacolo qui alla Stella Azzurra e opportunità per la Pisana. Attenzione a questo tiro e arriva il gol. Deviazione sotto porta di Martinelli, 3-2 dalla fine. La Pisana non molla mai. Due minuti alla fine più eventuale recupero, che a questo punto è d'obbligo, crediamo. Ora Princigalli dall'altra parte prova addirittura un tiro che sfiora l'incrocio dei pali. Incredibile performance anche di Princigalli, anche se ha trovato di fronte a lui un De Bernardo che ha salvato il risultato, perché quell'occasione mancata da Princigalli, vale a dire miracolo di De Bernardo, avrebbe potuto essere veramente la gola del 4-2 che avrebbe chiuso la partita. Il portierone però ci ha pensato. Attenzione, ancora la palla in mezzo verso Ricci che viene anticipato. Ora subito dall'altra parte con questo lungo lancio c'è Carlo Regis che viene però scavalcato. Gli ultimi 2 minuti con la Pisana ancora in attacco che cerca addirittura di vincere questa sfera. Colpo di testa, miracolo di Boni, incredibile. Ancora Martinelli verso Ricci, triangolo con Martinelli, forse un'incomprensione col numero 7 Cesaro che alla fine va alla conclusione. Un cross insidioso che viene deviato da Boni. Ora fallo laterale sulla sinistra in posizione offensiva, non molla un minuto la Pisana, impegnatissima nella rimonta. Tiro di Piccolo, deviazione
palla sul fondo, ancora un corner sulla destra. La Pisana vuole veramente andare ad espugnare la stella azzurra, vedremo se ci riuscirà. Cross sul primo palo che attraversa tutta l'area di rigore, nessuno riesce a deviare davanti alla porta questo traversone, nemmeno Martinelli, l'autore del terzo gol. Ora ancora match tesissimo in questo finale, con gli arbitri impegnati a placare le proteste di entrambe le squadre. Con le mani ancora il CJ verso Regis, che viene però fermato, questo spiovente verso Scerrati che scarica verso Cesaro, il passaggio è troppo all'indietro per Ricci che viene anticipato, poi grandissimi interventi ancora di Martinelli. Scerrati col destro, è un gol incredibile, tripletta di Scerrati, uno più bello dell'altro, la Pisana vicinissima ad espugnare la stella azzurra. Partita straordinaria qui alla Stella Azzurra, il tempo regolamentare è praticamente finito, manca solo il recupero alla fine di questa partita. Siamo 4-3 per la Pisana, una rimonta straordinaria, una rimonta targata De Bernardo che ha parato l'impossibile oggi, e Scerrati, 3 gol per il numero 14, ora addirittura verticalizzazione con Cesaro che viene anticipato dall'uscita di Boni, anche Boni però dall'altra parte, che parate del portiere del CJ. Una delle partite più belle finora di questa Lega Calcio 8, sicuramente la più bella. Ora time out e ci apprestiamo agli ultimi minuti. Si riparte per questi ultimissimi minuti di gioco qui alla Stella Azzurra. Il risultato incredibile, 4-3 per la Pisana, con tripletta di Scerrati che è entrato dalla panchina e ha deciso, sta decidendo possiamo dire fino a questo momento la partita però decisa anche da De Bernardo, una serie di miracoli da parte della portiere della Pisana che hanno permesso alla sua squadra di mantenersi a galla anche quando sembrava veramente difficile resistere agli attacchi del CJ. Ora Regis in mezzo all'area, conclusione, e l'incredibile 4-4 si gira e conclude sotto la traversa dove nemmeno il fenomenale De Bernardo può arrivare. 4-4. Emozioni a non finire qui alla Stella Azzurra, la partita sicuramente più bella dell'anno, 4 pari, quando sembrava la Pisana ad un passo da conquistare questi 3 punti, è arrivato all'incredibile doccia fredda. Regis ha riportato in parità la situazione in una partita che, ricordiamo, il CJ stava vincendo per 2-0 e sembrava aver ormai conquistato. Ora Pagliuca recupera la palla, Codignoli però la fa sua. Non molla mai nemmeno il CJ. Attenzione a Regis che entra in area, palla in mezzo, respinta di De Bernardo, poi Princigalli. De Bernardo è un fenomeno, De Bernardo è un fenomeno. Corner sulla sinistra, cross sul secondo palo che attraversa tutta l'area di rigore, finisce fuori, fischia l'arbitro, finisce qui la partita più bella dell'anno, 4-4 tra CJ e Pisana. CJ che sale a 11, Pisana che sale a 10 punti in classifica.